Gruppo A, girone A. Mamma mia. Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca. Chi vince? Messico, Repubblica Ceca. Io invece ti dico Messico, Sudafrica. Girone B, Canada, Bosnia e Erzegovina, Qatar, Svizzera. Canada, Svizzera. Io ti dico Svizzera, Bosnia. Gruppo C, Brasile, Marocco, Haiti, Scozia. Spero Brasile e Scozia. Ti dico anche io, spero Brasile e Scozia, anche se il Marocco. Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia. Turchia, Paraguay. Io invece ti dico Turchia, Stati Uniti. Gruppo E, Germania, Curaçao, Costa d'Avorio, Ecuador. Germania, Ecuador. Germania, Costa d'Avorio. Secondo me la Costa d'Avorio è un po' più forte. Poi, gruppo F, Olanda, Giappone, Svezia, Tunisia. Qua ti dico Giappone primo e Olanda seconda. Porca troia, me ne messi pure in ordine. Io pure dico Olanda-Giappone, secondo me. Ti dico che se la giocheranno Olanda e Svezia e che l'Olanda non avrà vita semplice. Poi, gruppo G, Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda. Gironi, mamma mia. Belgio-Egitto. Belgio-Egitto penso sia... Cioè, se qui c'è una sorpresa, veramente succede un patatrack. Gruppo H, Spagna, Capoverde, Arabia Saudita, Uruguay. Spagna-Uruguay. Anche qui penso Spagna-Uruguay sia abbastanza scontato. Gruppo I, Francia, Senegal, Iraq, Norvegia. Francia e Norvegia. Allora, io ti dico che il Senegal non è una squadra così scarsa, anzi, quindi io ti dico Francia-Senegal perché Kalidou, insomma, gli voglio sempre bene. Poi andiamo con gruppo J, Argentina, Algeria, Austria, Giordania. Argentina. Basta. Io ti dico Argentina-Austria. Secondo me l'Austria. Ma io invece ti dico Argentina-Algeria, proprio giusto per andarti contro. Gruppo K, Portogallo, Repubblica Dominicana, Uzbekistan, Colombia. Secondo me passeranno Portogallo e Colombia, però ti dico Portogallo e Uzbekistan per Fabio Cannavaro. Più che altro per Paolo Cannavaro, no per Fabio. Sì, vabbè, facesse piacere pure a me, però penso Portogallo-Colombia abbastanza facile. E chiudiamo col gruppo L, Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama. Inghilterra, Croazia, ma... Cioè, proprio... Sono dei gironi veramente inqualificabili, posso dire. Sì, comunque anche io dico Inghilterra-Croazia,